A meno che poi non sia una retroscena di qualcuno che dice che si è arrampicato sugli armadi della giunta perché non voleva votare, ma posso garantirvi che nessuno ha fiatato e tutti hanno votato, come al solito. Nessuno ha fiatato durante l'approvazione del bilancio in giunta, ma qualcuno nella maggioranza è pronto a farsi sentire quando la manovra arriverà in Consiglio regionale. Il bilancio da 18 miliardi e 476 milioni di euro del Veneto contiene un aumento dell'IRAP che porterà nelle casse di Palazzo Balbi una cinquantina di milioni, un aumento lieve nelle percentuali ma pesante politicamente, tanto che Zaia cerca di smorzare le polemiche con gli alleati Forza Italia e Fratelli d'Italia, ricordando a quanti soldi la sua amministrazione abbia rinunciato non applicando l'addizionale IRPEF. Io capisco che fa più rumore una pianta che cade di una foresta che cresce, ma la foresta che cresce sono i 16 miliardi che sono nelle tasche dei veneti sparsi in giro, che avranno utilizzato per fare le vacanze, per cambiare la macchina, pitturare la casa, pagare gli studi ai figli, curarsi, non lo so, ma 16 miliardi io so che nel bilancio della regione non sono mai entrati per scelta di questa regione. L'assessore al bilancio Francesco Calzaver circostanzia il campo. L'IRAP aumenta dello 0,1% per 146.694 aziende e dello 0,5% per 37.555. Significa sostanzialmente che un bar pagherà 14 euro in più, un mini market 30 euro in più, una piccola medio impresa di tessuti che fattura 1 milione 88 euro in più. Faremo le audizioni, avremo modo anche di sentire tutte le associazioni di categoria rispetto ad alcune scelte che abbiamo fatto all'interno di questo bilancio, però insomma, riteniamo di poterlo spiegare in maniera convincente ed arrivare nella prima decade di dicembre per l'approvazione definitiva in Consiglio regionale. Ma perché il Veneto ha scelto di aumentare l'IRAP e non l'IRPEF? Non puoi sempre pensare che il bancomat sia rappresentato da chi ha più reddito, perché voglio anche ricordare che siamo in un paese nel quale in via di principio le tasse si pagano, quindi quello che ha guadagnato di più, comunque in linea teorica ha pagato anche tutte le tasse. Il bilancio ora inizia il suo cammino secondo l'iter amministrativo, un cammino che si annuncia non sempre facile. Penso che sia fondamentale che ad ogni dubbio ci sia espressa chiarezza, l'assessore Calzavar è a disposizione, incontrerà tutti, non solo le parti politiche ma anche gli stakeholders e quindi le parti sociali e le associazioni di categoria. Come mai invece Forza Italia è così critica? Ha parlato addirittura di rapina, adesso hanno fatto sapere che in aula non voteranno questo aumento. Guarda, sono stato sorpreso perché credo che figure che tra l'altro hanno amministrato in ruoli regionali dovrebbero comprendere anche quelle che sono le dinamiche. Uscire tranchant così, facendo un po' di populismo, insomma lo trovo un po'... Siamo già in campagna elettorale. Beh, ma mi pare che Forza Italia, in particolar modo il suo segretario regionale, insomma, sia da un po' in campagna elettorale.